Oggi, in questa imprevedibile e drammatica stagione che stiamo attraversando in Europa, il valore della resistenza all'aggressione, all'odio, alle stragi, alla barbarie contro i civili supera i suoi stessi limiti temporali e geografici. Nelle prime ore del mattino dello scorso 24 febbraio siamo stati tutti raggiunti dalla notizia che le forze armate della Federazione Russa avevano invaso l'Ucraina, entrando nel suo territorio da molti punti diversi, in direzione di Kiev, di Kharkiv, di Donetsk, di Mariupol, di Odessa. Come tutti quel giorno ho avvertito un pesante senso di allarme, di tristezza, di indignazione. A questi sentimenti si è subito affiancato il pensiero agli ucraini, svegliati dalle bombe e dal rumore dei carri armati. E pensando a loro mi sono venute in mente, come la senatrice Liliana Segre, le parole: questa mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Sappiamo tutti da dove sono tratte queste parole, sono le prime di Bella Ciao. Questo tornare indietro della storia rappresenta un pericolo non soltanto per l'Ucraina, ma per tutti gli europei, per l'intera comunità internazionale. Buonasera, buonasera a tutti voi dal TG1. Avete sentito le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella pronunciate ad Acerra oggi, 25 aprile, nel 77° anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Parole che hanno unito idealmente i valori della resistenza al sostegno del popolo ucraino vittima dell'aggressione russa. Tra poco vi racconteremo questo 25 aprile, ma prima andiamo proprio in Ucraina a capire cosa sta succedendo in questa 61esima giornata di guerra. In diretta il nostro inviato Enrico Bona, che si trova sul fronte sud a Odessa. Enrico. La preoccupazione